Il virus miete nuove vittime, 2 decessi nelle ultime 12 ore a Cassano e lo Ionio, 6 nella regione con altri 500 nuovi contagi. L'appello del sindaco Papasso: fate attenzione, intanto è mistero sui dati reali del contagio. I parlamentari calabresi scrivono al ministro Speranza. Da domani un team dell'esercito somministrerà a domicilio le fiale ad anziani e persone fragili. Aumenta il numero dei centri vaccinali nel Cosentino e da mercoledì piattaforma aperta alle vaccinazioni per gli over 60. Lavoreranno a regime le sale operatorie dell'ospedale di Castrovillari. Il nosocomio del Pollino sarà potenziato, la rassicurazione del commissario dell'ASP La Regina. Nasce in Calabria il sistema di banche dati per la tracciabilità dei rifiuti. L'assessore regionale De Caprio: sarà premiato chi differenzia. Il successo sulla Reggiana lancia gli Amaranto verso i playoff, sprofonda il Cosenza la terza sconfitta consecutiva, rossoblù al momento fuori dai playout. Intanto il campionato si ferma, ritorna il 1° maggio. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque si va verso le riaperture attese per il 26 aprile, ma in Calabria la situazione è molto complicata. Vedremo il bollettino anche quotidiano, perché aumenta il numero dei decessi e ci sarebbe anche mistero sui dati trasmessi a Roma per la colorazione della regione. Ne mancherebbero centinaia ogni settimana. Resta da sciogliere il nodo sulla scuola, ci sono chiusure a macchia di leopardo in tutte le province, soprattutto nei comuni dove il contagio è più alto, anche se l'indirizzo governativo è quello di aprire le scuole. E intanto i parlamentari calabresi hanno chiesto al ministro Speranza di venire in Calabria per rendersi conto di persona della situazione e prendere insieme dei provvedimenti. I 6 ricoveri effettuati nelle ultime 24 ore, 207 in tutto nelle strutture sanitarie della provincia di Cosenza, sono un indicatore eccellente della situazione che si sta vivendo sul territorio. Un dato che evidenzia una diffusione del contagio probabilmente più importante di quanto dicano i risultati dei tamponi effettuati e analizzati quotidianamente. Se è vero che una bassa percentuale di persone contagiate dal virus necessita di cure ospedaliere, la crescita esponenziale del numero di posti letto occupati sta a significare probabilmente che il numero dei soggetti infetti è di gran lunga superiore a quello individuato agli screening. Tanto più che con la campagna vaccinale che avanza, seppur a rilento, molti soggetti a rischio per età e patologia sono stati già protetti almeno con una dose di antidoto. Se fosse così, l'arancione non sarebbe il colore giusto per la regione, o almeno per gran parte del territorio. Inoltre, come ha messo in risalto il calcolo effettuato dall'ex consigliere comunale di Cosenza Antonio Ciacco, ci sono delle discrepanze tra il numero dei positivi segnalati nel report inviato al Ministero per l'assegnazione della colorazione e i dati inseriti nei bollettini regionali redatti sulla base dei conteggi delle ASP. Ballano centinaia di casi, 1500 su scala settimanale, che potrebbero fare la differenza. I parlamentari calabresi appartenenti alla maggioranza hanno chiesto al ministro Speranza di venire in Calabria per rendersi conto di persona della situazione drammatica che si vive e trovare delle soluzioni. E in questa situazione ad alto rischio i sindaci sono preoccupati dalla imminente riapertura delle scuole lì dove erano state chiuse in forza di ordinanze dal valore effimero in presenza di ricorsi. Il governo spinge per le scuole aperte. Pare che ai primi cittadini sia aggiunta una circolare prefettizia che invita a seguire la linea dettata da Roma. Si riaprono elementari e medie a Cosenza. Il sindaco Chiuto descrive così la situazione. Noi qui abbiamo una situazione adesso negli ultimi 14 giorni di circa 2600 contagiati nella provincia. È chiaro che chiudere semplicemente un comune o un altro non ha senso. Io mi dovrò vedere con gli altri sindaci, perché poi le strutture sanitarie e i posti letto sono comuni a tutti, quindi dobbiamo vederci a termine di questo incontro per capire se prendere delle misure o meno, perché è una situazione che riguarda tutta la provincia, dove la rete ospedaliera e la rete dei posti letto è comune, quindi chiudere un comune anziché un altro non risolve poi il problema a valle, quando ci sono poi gli ammalati che arrivano nel pronto soccorso. C'è invece chi insiste con la chiusura. Un esempio: a Carolei il primo cittadino Iannucci alza le barricate in attesa che i suoi cittadini siano protetti dal vaccino. Ho deciso di mantenere le scuole chiuse fino a quando non mi renderò conto che verrà garantita la salute di tutti i bambini. Vedere i bambini piangere alla notizia che del giorno dopo non potevano più frequentare la scuola e quindi rivedere i propri compagni mi ha convinto che questa era la decisione che dovevo prendere, che porterò avanti fino a quando non mi permetteranno di vaccinare tutti. Intanto dicevamo resta alto il numero di contagi quotidiani, oggi 500 in Calabria, ci sono altri 6 decessi, la maggior parte dei contagi in provincia di Cosenza, ma crescono anche i contagi a Reggio Calabria.
In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 679.431 soggetti, più 3.365 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 54.989, più 500 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 242, a Catanzaro 50, a Crotone 42, a Vibo Valentia 8, a Reggio Calabria 158, da altra regione sotto estero 0. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 455 nelle reparti di malattie infettive e 46 nelle terapie intensive, 6 le vittime nelle ultime 24 ore, 938 in totale dall'inizio della pandemia. E a proposito di vittime, ci sono stati altri 2 decessi a Cassano dello Ionio nelle ultime ore. Il sindaco della città, Gianni Papasso, ha comunicato questa triste notizia e ha lanciato un appello ai cittadini: fate attenzione. Il virus spaventa e miete vittime nel Cosentino. In meno di 12 ore, 2 i morti a causa del Covid a Cassano Ionio, una donna di 80 anni deceduta ieri e un 65enne questa mattina. La tristezza della città nelle parole del sindaco. Una notizia che mi rattrista, mi preoccupa terribilmente. Sono in tutto 16 i morti a causa della pandemia nel centro dello Ionio Cosentino. L'appello del primo cittadino che non dimentica i sacrifici fatti dalla città. Dopo aver dichiarato Cassano zona rossa il 23 gennaio, 3 settimane di sacrifici intensi che abbiamo fatto tutto, in maniera particolare i commercianti del nostro comune, la situazione stava rientrando. Poi purtroppo le leggerezze ci dicono, i fatti dimostrano che purtroppo i positivi aumentano. Io spero che tutti noi possiamo ritrovare il senso della responsabilità, che tutti noi possiamo fare ulteriori sacrifici, perché qui si tratta di proteggere la vita di tutti, la vita di un'intera comunità. Torniamo ad occuparci adesso del sit-in dei sindaci che si è tenuto ieri a Cosenza. I primi cittadini hanno fatto sentire la propria voce, hanno lanciato l'allarme chiedendo una sanità migliore. La giornata di mobilitazione davanti al pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, che ha chiamato a raccolta tutti i primi cittadini della provincia, ha voluto richiamare con forza l'attenzione dell'opinione pubblica e soprattutto delle istituzioni sulle gravi carenze sanitarie in cui versa il territorio. Un grido di dolore di tutte le comunità della provincia più grande della Calabria, che hanno fatto sentire la loro voce attraverso le parole dei loro sindaci. Noi siamo nella città capoluogo non a caso. Grazie al sindaco Chiuto, grazie ai parlamentari che sono presenti, grazie a tutti i sindaci, ma grazie soprattutto agli operatori sanitari che stamattina devono vedersi abbracciati, perché la solidarietà che dobbiamo dimostrare loro è anche una richiesta d'aiuto a chi può e deve fare. Noi siamo qui stamattina proprio per gridare come sindaci che siamo il baluardo di tutti i cittadini, gridare alla sanità, agli uomini che governano la sanità calabrese, di dare una risposta vera ai cittadini di questa regione. La campagna vaccinazioni deve essere intensificata e noi sindaci ci siamo messi a disposizione sin dal primo momento, perché siamo presenti sul territorio e conosciamo bene le criticità che sono presenti in questo particolare momento. Altomonte porta una testimonianza di sofferenza, ma porta anche una testimonianza di come le amministrazioni locali siano le uniche che stiano lottando per l'interesse dei cittadini. Immediatamente i vaccini a tutti subito tramite i centri vaccinali comunali. Tra le altre richieste, questa oggi la più importante. Siamo qua per manifestare il nostro malessere in rappresentanza di quello dei cittadini, che è maggiore perché soffrono in mancanza di una sanità adeguata. Siamo davanti all'ospedale civile qua, che è l'emblema un po' delle insoddisfazioni, delle carenze, delle omissioni di questa gestione della sanità in Calabria. La campagna vaccinale è a rilento, i contagi aumentano di giorno in giorno, le difficoltà sui territori sono sempre più consistenti. L'ospedale dell'Annunziata è uno di quegli ospedali che viene, come dire, congestionato da quelle che sono una serie di difficoltà che ricadono tutte qui sul territorio. È urgente una riorganizzazione del sistema sanitario in Calabria, anche per evitare quelli che saranno i problemi del dopo Covid. Penso a tutte le persone che sentiranno moltissimo la difficoltà nei prossimi mesi di quanto non è stato loro consentito in termini di prevenzione e di cure a malattie anche diverse dal Covid. Adesso si attendono da parte della Regione Calabria
Calabria e delle autorità sanitarie preposte decisioni forti e tempestive. Per quanto riguarda le vaccinazioni, siamo vicini a sfondare il muro delle 400.000 dosi inoculate fra prima e seconda somministrazione in Calabria. Siamo a 394.000 su 515.000 dosi che sono state portate qui in Calabria dei vari vaccini, quindi AstraZeneca, Pfizer e Moderna, in attesa che si sappia qualcosa del destino del Johnson, per il quale l'Italia ha siglato un accordo molto importante. 76,4% è la percentuale, occhio e croce la percentuale più bassa ancora di somministrazioni rispetto alle dosi ricevute fra le regioni italiane, con Liguria e Sardegna che hanno staccato di qualche punto percentuale la Calabria. Si accelera in un altro senso, sulle persone fragili si somministreranno a domicilio i vaccini con un team dell'esercito, si comincia da domani con il Reggino. Da domani al lavoro il team sanitario dell'esercito che si occuperà della vaccinazione di over 80 e persone fragili a domicilio. I militari raggiungeranno i paesi più sperduti della Calabria ad accogliere nel centro vaccinale di Taurianova l'ufficiale medico e i 2 sottufficiali infermieri, equip che svolgerà concretamente il servizio casa per casa, il generale Saverio Pizzo, il colonnello Alfonso Zizza e il presidente facente funzioni della regione Calabria Nino Spirli, che ha detto serve la collaborazione dei calabresi. Team di vaccinatori mobile, per cui comincia subito il lavoro del tenente Ranieri e dei suoi collaboratori, di tutti i sottufficiali che sono con lei, proprio in giro i comuni di area interna, sia nell'ASP per questa settimana, prima settimana dell'ASP di Reggio Calabria, e poi a seguire in tutte le ASP che ne avranno necessità, che ne faranno richiesta, per occuparsi degli ultrasettantenni, degli ultraottantenni e dei fragili, con badanti e conviventi. È un supporto importante perché mobile, appunto, per cui muniti di una ambulanza che peraltro è iperaccessoriata e ancora di più lo sarà nelle prossime ore. Si auspica la massima partecipazione anche da parte dei calabresi. Io mi auguro che i calabresi superino anche quel disagio che hanno nei confronti dei vaccini. Il vaccino è importante, indispensabile e necessario. E da mercoledì si dovrebbe partire in Calabria con la prenotazione in piattaforma per gli over 60, intanto procedono le somministrazioni anche a Catanzaro. Si accelera sulle vaccinazioni in vista delle riaperture. In Calabria da mercoledì toccherà agli over 60 che potranno prenotarsi sulla piattaforma. Intanto si prosegue con le somministrazioni, 500 al giorno, nell'hub vaccinale di Catanzaro, operativo da qualche giorno, struttura tra le più grandi della Calabria. Qui si lavora tutti i giorni, compresa la domenica. Il 10%, ci dicono gli operatori, rifiuta il vaccino AstraZeneca, unica piala disponibile nel centro vaccinale progettato in sinergia con le istituzioni locali e nazionali. La progettazione è stata redatta per l'hub dell'Ente Fiera, è una progettazione che potrebbe tranquillamente sostenere un carico di circa 2.000 vaccini giornalieri. Attualmente solo la linea che abbiamo attivato ne produce 1.000, ma per aspetti di carattere sia organizzativo che anche logistici per il vaccino, per le forniture dei vaccini, stiamo lavorando al 50% di quella che è già la potenzialità in essere. A supportare i sanitari, i volontari della Croce Rossa. Noi ci occupiamo, insieme all'ASP ovviamente, la loro supervisione e la parte sanitaria. Quindi abbiamo tutta la parte di anamnesi, quindi ci sono i nostri medici con i nostri volontari che si occupano proprio a partire dall'accoglienza fino al primo esame del soggetto che viene a vaccinarsi. Successivamente, una volta ritenuto idoneo al tipo di vaccino che viene somministrato all'Ente Fiera, passa alla parte vaccinale, dove c'è la nostra equipe di infermieri
che fanno la somministrazione. Poi abbiamo una bellissima area di controllo, dove la persona appena vaccinata attende 16 minuti, sorvegliato da una nostra squadra di medici e volontari. Passati i 16 minuti si torna a casa, già con la prenotazione anche per il richiamo. In fila c'è chi porta la cartella e sa già che non potrà avere il vaccino, volti sereni all'uscita del hub. Sentire quello che si sente, uno viene con un po' di indecisione, però poi onestamente per come è organizzata io sono molto soddisfatto. Lavoreranno a regime le sale operatorie dell'ospedale di Castrovilla, il nosocomio del Pollino sarà potenziato dalle rassicurazioni del commissario dell'ASP, la Regina. L'attività delle sale operatorie non è stata sospesa e non lo sarà, anzi da maggio riprenderanno le attività operatorie di ortopedia con 2 sedute settimanali di martedì e giovedì con il dottor Candela. E quanto ha detto il commissario dell'azienda provinciale di Cosenza Vincenzo La Regina in merito alle erogazioni delle prestazioni sanitarie dell'ospedale di Castrovillari, sgombrando ogni dubbio che l'attività delle sale operatorie non è stata sospesa e non lo sarà, anzi queste dopo la soluzione del contenzioso in essere saranno potenziate e strutturate al meglio per poter erogare sempre maggiori servizi. La Regina ha poi sottolineato che presto entreranno in funzione 8 posti in terapia subintensiva e altri 8 successivamente doteranno quella intensiva. Il laboratorio analisi a sua volta inizierà tra pochissimo ad effettuare i test sierologici e sempre a breve verrà fornito di attrezzature adeguate per analizzare i tamponi. Un primo segnale per il rilancio del nostro ospedale, ha sottolineato il sindaco di Castrovillari Mimmolo Polito, di cui questo il dato importante: vi è finalmente unità di intenti per la valorizzazione del ruolo e dei servizi sanitari, che non possono prescindere dalle nuove assunzioni e dalla copertura dei posti da direttore di dipartimento ancora scoperti. Noi vigileremo sugli impegni presi. E invece c'è una risonanza magnetica all'Ocri che è stata inaugurata ma non è mai entrata in funzione. Non è il solo caso in Calabria purtroppo. Era stata inaugurata in pompa magna solo pochi mesi fa, un segno importante l'arrivo della nuova risonanza magnetica all'ospedale di Locri. L'idea più che legittima era quella di avere finalmente un servizio utilissimo e molto agognato. Un servizio che avrebbe potuto rappresentare l'inizio di una fase di rilancio del nosocomio. Ed invece, passati i brindisi del giorno della consegna, trascorsi i tempi che erano stati considerati necessari per aggiornare il personale sull'uso del nuovo e tecnologicamente avanzato strumento, di dare inizio a questa attività non se ne è parlato né c'è traccia. Una delusione, l'ennesima, per una sanità in crisi da tempo e che non c'è verso di risanare? Si spererebbe di no, ma la speranza cozza con la realtà che impietosamente costringe a rilevare che la risonanza magnetica all'Ocri non è partita. E dopo i brindisi, le promesse, il sindaco della città Giovanni Calabrese, bisogna riconoscere, non aveva creduto, il silenzio degli addetti, un silenzio che sa tanto di beffa. Nasce in Calabria il sistema di banche dati per la tracciabilità dei rifiuti. L'assessore regionale De Caprio dice sarà premiato chi differenzia. Il sistema di banche dati per la tracciabilità dei rifiuti e delle raccolte differenziate è stato presentato nella Sala Verde della Cittadella Iole Santelli a Catanzaro. Presenti i dirigenti e i funzionari regionali che si occupano della pianificazione e della gestione dei rifiuti urbani e una rappresentanza dei sindaci calabresi insieme al CONAI e alla sezione Catasto Rifiuti dell'Arpacal. Chi differenzia va premiato, ha sottolineato l'assessore all'ambiente Sergio De Caprio. Un passaggio importante, quello che prevede la gestione e l'inserimento nel sistema informativo del CONAI, il sistema SIR, di tutti i dati che riguardano la tracciabilità sull'andamento della raccolta differenziata dei comuni della regione Calabria. È un passaggio fondamentale per capire chi riesce a differenziare e chi invece è inadempiente. Renderemo in questo modo premiale il meccanismo della raccolta differenziata, potremo correggere chi è indietro, aiutare chi rimane indietro e finalmente la Calabria raggiunge una normalità e raggiunge l'unica strada attraverso la quale poter arrivare a discarica zero, che rimane la raccolta differenziata. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo capire che non dipende dagli altri, dipende da noi il nostro futuro
e dobbiamo farlo insieme. L'avvertenza degli operatori dell'impianto di risalita di Lorica al centro di un incontro tra il sindacato USB e l'Arsa. Vediamo cosa è emerso. Gaetano Pignataro dell'USB, stamattina un incontro all'Arsa per risolvere un'avvertenza che si sta trascinando ormai da tempo, quella di 10 operai dell'impianto di risalita di Lorica, sono dipendenti delle ferrovie della Calabria ma non ricevono da 3 mesi lo stipendio. Come si può risolvere questa avvertenza? Sì, formalmente l'avvertenza assume ad oggi una situazione di drammaticità perché 3 mesi di salario non pagati e una difficoltà nel governare il percorso di assunzione del personale, della riassunzione del personale è divenuto un elemento di grande difficoltà. In relazione a che cosa? Da dicembre è scaduta la convenzione, la Regione non l'ha rinnovata, per cui le Ferrovie della Calabria fanno un passo indietro rispetto al governo della gestione dell'impianto. Questo impianto tra l'altro è dentro un finanziamento europeo, dentro il PISL, che da anni ormai ha determinato rispetto all'area silana un investimento che doveva essere nei programmi, nel progetto, un'idea di governo della fascia presilana e dell'altopiano silano. Questo progetto probabilmente finisce per essere un'idea morta nell'idea dello sviluppo. Abbiamo avuto un primo confronto con l'Arsa, con l'Opera Sira, con il dottor Bruno Maiolo, che si è reso disponibile per un schema di convenzione che dovrebbe determinare un assorbimento della manodopera e un possibile governo degli impianti. Da qui gli appuntamenti immediati sono con l'amministrazione giudiziaria rispetto al confronto con il giudice per il dissequestro. Con l'Arsa e il comune dei Casali del Mango, che è titolare e proprietario dell'impianto, la gestione e la firma della convenzione. E in questo quadro purtroppo ad oggi tutto è fermo. Siamo in un momento di esasperazione, salari non pagati, convenzione non rinnovata, problema occupazionale che rimane sospeso a un filo. Da questo noi vorremmo ripristinare quel tavolo di trattativa con la giunta regionale per aprire un terreno di confronto su queste vicissitudini. E adesso il calcio, c'è una notizia intanto che è arrivata nel tardo pomeriggio che scombina i piani della Serie B, si doveva giocare la prossima giornata già martedì con gare molto attese che invece slittano al 1° maggio, si ricomincerà il 1° maggio dopo una sosta forzata in virtù della questione Pescara. Come sapete il Pescara non ha giocato la gara con Entella prevista sabato per la presenza di 8 positivi fra i calciatori del gruppo squadra, decisione di rinviare la partita, poi è intervenuta, o comunque è intervenuta l'ASL nelle ore precedenti per bloccare la squadra per 14 giorni. Riunione di Lega, assemblea urgente oggi pomeriggio e la decisione di far slittare il campionato e per ripartire dal 1° maggio con le partite che si sarebbero dovute giocare martedì e dunque si ricomincerà con la gara del Cosenza che giocherà in casa con il Pescara e la Reggina invece che giocherà in trasferta con la Cremonese. Tutto questo lo troverete a brevissimo, lo trovate sul nostro sito Ten Online per capire bene quali saranno le prossime giornate e quando saranno recuperate queste partite. Detto questo, ieri si è giocato un turno importante, è andata male al Cosenza, vediamo le immagini in breve dall'Arena Garibaldi con un Cosenza che era chiamato a fare il risultato per rispondere all'Ascoli che si era portato a +5 in classifica dopo la vittoria con la Spal in rimonta. Cosenza che ha insidiato la porta della squadra avversaria con Sacco, con questo bellissimo colpo di testa su calcio di punizione battuto da Angelo Corsi. Rivediamo la torsione di Sacco e la parata di Gori che ha mandato sulla traversa il pallone. Altre occasioni con Carretta in particolare molto pungente sulla destra, poi però nel secondo tempo blackout della difesa del Cosenza, Gucher fa il bello e il cattivo tempo e va a battere Falcone per l'1-0. Da qui in poi si spegne la luce nel Cosenza che non riuscirà a reagire, subirà il gol su calcio di punizione da Mazzitelli mentre stiamo rivedendo l'azione di Gucher e poi il calcio di punizione di Mazzitelli che fredda così Falcone, 2-0 per il Pisa che non si ferma e poi con uno scambio nei minuti finali ancora a segno il Pisa ai nerazzurri con Marin che si inserisce bene in area e batte Falcone così con questo diagonale. Cosenza tramortito
che adesso si trova a -5 dall'Ascoli, sosta che arriva quasi opportuna per cercare di ricaricare le pile, magari recuperare se possibile qualche infortunato, e parla di questo momento difficile in sala stampa il direttore Trinchera, che chiede alla squadra di svoltare, di cambiare registro e di ritrovare le motivazioni. La squadra ha sempre dimostrato, anche in alcune partite proibitive, ha tenuto testa, abbiamo fatto tantissimi pareggi anche con squadre blasonate. Invece nell'ultimo periodo ho la sensazione che insomma, qualche giocatore è poco motivato. Questo, ripeto, è una cosa che non dobbiamo permettere a nessuno, è una cosa grave. Se fosse così noi abbiamo il dovere di lottare fino alla fine, e quindi si devono ritrovare al più presto, perché altrimenti continueremo a fare brutte figure. Sicuramente è mentale, ecco perché dobbiamo parlare bene con i ragazzi, perché è inconcepibile che in un primo tempo questa squadra un volto e il secondo tempo completamente un altro. Prestiamo il fianco all'avversario, commettiamo degli errori madornali, e, ripeto, bisogna cambiare registro, perché ancora siamo in tempo, noi siamo abituati a lottare, a soffrire, ma così non va bene. E vediamo invece la sfida Regina-Reggiana, che vale un altro passo in avanti per la squadra Amaranto di Baroni, che si avvicina sempre più ai playoff, distano un punto, salgono anche le altre squadre in classifica, ma la Regina tiene botta con Montalto che trova subito il gol, colpo di testa su corner di Edera. Montalto gira bene a rete, batte l'estremo difensore della Reggiana. Poi il pareggio con Cargbo, l'ex Crotone, sa posizione molto defilata, trova il diagonale giusto, palorete per il gol del pareggio, ma non finisce qui, perché nel secondo tempo rivediamo il gol di Cargbo che trova questa bella rete sul secondo palo. Non finisce qui, perché nel secondo tempo è Rivas su assist di Liotti che trova questa conclusione sporca, ma riesce a battere l'estremo difensore avversario e a trovare i 3 punti per la Regina. Ecco questa conclusione sporca ma efficace. Poi nel finale c'è il gol della Reggiana che viene annullato per fuorigioco, gol che avrebbe regalato il 2-2, probabilmente Lunetta viene fermato in fuorigioco, poi interviene nell'azione per lo stop. E finisce 2-1 per la Regina, questa partita importante sia in clave playoff che play-out. E adesso vediamo il meteo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Prosegue una fase di tempo piuttosto invernale, con tempo instabile e temperature sotto le medie del periodo. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani precipitazioni sparse, più probabili e insistenti, sulla fascia tirrenica, possibili deboli nevicate sui monti oltre 1000-1200 metri sul Pollino, 1100-1300 metri sulla Sila, 1200-1400 metri su Aspromonte e Serre. Temperature sotto le medie del periodo. Passiamo a mari e venti. Domani molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio, venti deboli o moderati da ovest-nord-ovest. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione e arrivederci, ancora una buona serata.